Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea, che apriamo parlando di un obiettivo della Regione che oggi ha riunito in Sala Comelli rappresentanti delle forze di polizia locale di tutto il Friuli Venezia Giulia per accentrare in un unico punto il sistema operativo del controllo di tutto il territorio regionale attraverso appunto l'utilizzo delle telecamere. Vediamo. Assessore Roberti, perché è importante concentrare tutto, avere sotto controllo praticamente in un unico punto di riferimento tutta la situazione con questo nuovo software? Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto per mettere a sistema un'ingente mole di investimenti che è stata messa in campo nel corso degli anni dall'amministrazione regionale. Oggi contiamo, si stima, circa 4.000 telecamere, 3.000 già censite ma 4.000 presenti sul territorio regionale, praticamente tutte finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. E quando si spendono tanti soldi da parte di un'amministrazione pubblica per uno scopo nobile come quello di garantire la sicurezza del cittadino, è bene sfruttarne tutti i vantaggi possibili. In questo senso metterle in rete ha aspetti di rilevanza notevoli sia dal punto di vista della sicurezza, perché questo permette per esempio di poter visionare il territorio. Pensiamo il primo esempio che mi viene in mente, i traffici di oli minerali che attraversano tutta la regione, e quando attraversano tutta la regione vengono coinvolte le telecamere di più comuni, quindi mettere in rete quei sistemi vuol dire permettere delle indagini più facili, ma anche dal punto di vista della protezione civile. Avere tutte le telecamere in rete vuol dire controllare il territorio da remoto e non dover mandare per esempio la pattuglia, la macchina della protezione civile a controllare a che punto sta la piena, qual è la situazione su un determinato territorio, ma da remoto, dalla centrale di Palmanova, con un click poter capire in tempo reale cosa sta succedendo e quindi provvedere tempestivamente. Quindi oggi questa riunione appunto ha lo scopo anche di stabilire le modalità con cui ciascun comune provvederà a monitorare e tenere sotto controllo tutti gli impianti che ci sono. Udine da questo punto di vista ha già provveduto con la Regione a fornire tutto l'elenco di tutte le telecamere che abbiamo collocato sul territorio. Ecco, quante sono? Possiamo ricordarlo ai nostri telespettatori? Ma adesso abbiamo un'ottantina di telecamere operative e con il nuovo appalto andremo a raddoppiare più o meno. E poi si trovano praticamente in tutte le zone maggiormente sensibili, nei punti più sensibili della città. Abbiamo cominciato quindi a monitorare tutte le aree sensibili e man mano che quindi l'impianto si implementa andiamo a controllare a tutto tondo quindi le varie zone della città. E problemi di privacy ne avete mai avuti? I problemi di privacy, tutte le telecamere vengono collocate nel rispetto di quelli che sono i criteri stabiliti quindi dalla normativa comunitaria sulla privacy, quindi vengono dislocati sul territorio i cartelli che indicano quelle che sono le aree sottoposte a videosorveglianza e vengono compiuti tutti gli atti propedeutici che poi vengono inviati al garante da parte di ciascuna amministrazione. E proseguiamo parlando della staffetta alpina per i 150 anni dall'istituzione del Corpo degli Alpini che oggi è arrivata a Cividale. La staffetta per i 150 anni delle truppe alpine passa oggi per Cividale, uno dei luoghi storici, uno dei luoghi simboli delle Penne Nere. L'8° reggimento è partito in mattinata da Remanzacco, poi il cambio, il passaggio della fiaccola ad un'altra squadra dell'8° in corrispondenza del municipio della città ducale e poi la deposizione della corona qui alle mie spalle dove si trova il monumento ai caduti tra la sede degli Alpini e la ex caserma Francescatto. Un momento molto toccante con la staffetta che ora prosegue verso il santuario di Castelmonte e il Monte Bernardi e le successive tappe che condurranno all'arrivo finale del 2 luglio a Trieste. Cividale del Friuli storicamente è sempre stata vicino alle truppe alpine, è sempre stata vicino agli alpini, anche alle associazioni d'arma, per cui per noi quest'oggi è una giornata importante. Avere la staffetta delle truppe alpine che passa, attraversa Cividale è motivo di orgoglio. Perché? Perché gli alpini non è che debbano essere ricordati costantemente, perché sono, come dire, nel cuore delle persone di questi territori, però il fatto di averli qui, il fatto di avere le penne nere che con le associazioni sono qui presenti, vedere i gagliardetti è motivo di orgoglio e quindi Cividale e l'amministrazione di Cividale, anche a nome del sindaco, è davvero orgogliosa di ricevere
le truppe alpine e le associazioni d'Arma che sono sempre vicine alle truppe alpine e tanto fanno anche in termini sociali per il territorio e per le persone. Per i 150 anni delle truppe alpine abbiamo voluto organizzare questa staffetta che è partita da Ventimiglia e raggiungerà Trieste, come tutti sanno, intitolandola Alla memoria e alla tradizione alpina, per cui non si poteva non passare qui per Cividale e una sosta di fronte al battaglione, al monumento del battaglione Cividale, Monte Valnatisone e Monte Mataiur, che raccoglie in sé tutta la tradizione delle nostre terre. Una tradizione che va ben oltre quello che sono i 150 anni degli alpini, perché incarna quei valori di solidarietà, di amicizia e di pace e di famiglia che sono insiti nelle nostre terre. Alle nostre spalle c'è la caserma Francescato che fino a pochi anni fa pullulava di alpini. Purtroppo oggi la caserma è vuota, è stata sede dell'8° Reggimento Alpini con cui stiamo correndo e stiamo facendo questa avventura fino al 2016 e speriamo che presto possa essere ridata al comune di Cividale, in particolare tra pochi mesi avremo la grande adunata di Udine degli Alpini e speriamo di poter riaprire la caserma in quell'occasione. Sono tutte occasioni queste per ridare lustro al corpo degli alpini che purtroppo sappiamo era stato bistrattato in tempi recenti. Ma quelle sono polemiche che non ci riguardano e che non ci appartengono. Noi sappiamo che la gente ci sta applaudendo in tutte le piazze. Adesso raggiungeremo la casa per anziani dove porteremo il saluto e la fiaccola agli ospiti di questa gloriosa istituzione di Cividale per poi concludere la giornata a Torreano insieme ai ragazzini del centro estivo di quella comunità. 3 anni fa è stata istituita la legge che sostiene le sagre, oggi è stato tracciato un primo bilancio di quanto fatto. Conferenza stampa oggi in Regione organizzata dalla Lega, dal capogruppo consigliare della Lega Bordin, proprio per evidenziare quello che sta facendo e quello che ha fatto la Regione dal 2019 a oggi per salvare, per dare un aiuto, un grande aiuto alle feste che si tengono nelle piccole comunità, insomma alle sagre che ruolo tanto importante hanno soprattutto adesso per l'aggregazione. Ecco, vediamo i risultati. In sostanza sono stati erogati diversi fondi a sostegno di associazioni, di enti, in questo caso di Proloco. Sì, noi abbiamo fatto un bilancio triennale della legge che purtroppo ha scontato 2 anni difficilissimi che sono stati gli anni della pandemia e che in qualche modo si indirizzava attraverso 2 tipi di misure, le linee contributive e poi l'assistenza al mondo associativo per quanto riguarda le pratiche burocratiche. Per quanto riguarda le linee contributive c'erano contributi per gli investimenti sulle strutture in cui vengono svolte le feste, le sagre, le fiere e anche nelle sedi delle associazioni, mentre le linee contributive poi riguardavano le singole associazioni, le singole realtà, anche i comuni, per quanto riguarda l'organizzazione del singolo evento, quindi per le spese di sicurezza, le spese diciamo tecniche, le spese riguardanti gli oneri assicurativi, tutto ciò che in qualche modo è legato poi agli allestimenti e all'organizzazione di un evento. E poi c'erano anche i contributi per l'organizzazione di corsi, per la formazione dei volontari nell'antincendio, nel primo soccorso e nella sicurezza. Queste 3 linee contributive in 3 anni hanno visto uno stanziamento di circa 3.700.000 euro, stanziamento che appunto soffre tra l'altro quelle che sono le situazioni verificate nel 2020 e 2021 che hanno bloccato l'organizzazione di eventi. Ma giusto per dare un numero, il 2022, che per noi rappresenta l'anno di svolta, di ripresa, vede uno stanziamento già di 1 milione di euro solo per quest'anno per quanto riguarda l'organizzazione dei singoli eventi, 130.000 euro per quanto riguarda i corsi di formazione e abbiamo previsto poi nel 2023 1 milione di euro per gli investimenti, in quanto c'è l'idea poi di partire con una nuova linea contributiva, un nuovo bando. E in questo caso anche l'individuazione di un punto di riferimento, in questo caso Villa Manin con le Proloco che hanno svolto nel periodo della pandemia un ruolo importante e che continuano tuttora a sostenere questo ruolo, a dare una mano a chi chiaramente deve organizzare una manifestazione. Ed è importante avere questo supporto perché c'è tanta burocrazia da superare, da affrontare, tante problematiche.
Sì, l'articolo 8 di questa legge, che è datata 2019, prevede la costituzione di un ufficio di assistenza per tutte le realtà no profit della nostra regione. È stato individuato la segreteria del Comitato regionale delle Proloco per fare questo lavoro. Noi ci siamo subito attivati fin dalla nascita della legge, parliamo di maggio-giugno 2019, seguendo due linee, la formazione e l'informazione. Abbiamo individuato un gruppo di persone che ha fatto un intenso percorso di formazione per conoscere le normative e soprattutto per mettersi in contatto, creare una squadra con liberi professionisti del settore, con gli uffici competenti della regione, con questure e prefetture, per poi mettersi a disposizione non solo delle Proloco ma di tutto il mondo associativo della nostra regione che organizza eventi anche nei piccoli territori. Questo è molto importante, soprattutto in un momento in cui la normativa è in evoluzione, avere un punto di riferimento a cui rivolgersi. Chiaramente la burocrazia c'è, però noi siamo a disposizione anche per poter sostenere quelle realtà che non sono in grado di compilare la documentazione e questo è un aspetto molto importante perché oggi bisogna organizzare gli eventi nella sicurezza. Allora la sicurezza c'è se si conoscono le normative. Ed è tutto per questo appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.